Abbiamo un meno 65 unità come personale qualificato, capisquadra, capireparto e un meno 40-45 unità come vigili del fuoco. Dalle mancate indennità alla scarsa manutenzione delle strutture, dalla carenza di personale a quella dei mezzi, la Federazione Nazionale per la Sicurezza della CISL di Venezia mette nero su bianco i diversi problemi nelle caserme dei vigili del fuoco della provincia, a partire dal numero del personale impiegato diminuito sempre di più. Il soccorso tecnico urgente non è garantito. Chiediamo certamente a Roma, al Dipartimento, di aiutarci in questa situazione di grave difficoltà, sia come personale sia come mezzi. Nella provincia veneziana gli interventi sia terrestri che in acqua sono complessi, con edifici storici e difficoltà di spostamento in un territorio vasto. Non mancano i problemi negli edifici delle sedi, con lavori di manutenzione da eseguire. Abbiamo sedi datate, oramai le sedi hanno 40-45 anni, sono pochissime le sedi che hanno recenti. Possiamo e dobbiamo fare di più per la cittadinanza di Venezia e per la cittadinanza di Mestre, di Marghera e di tutto il territorio veneziano della città metropolitana di Venezia.